The Friuli Venezia Giulia region has launched a €4.5 million Pacchetto Scuola for 2025-2026 school year, funding over 120,000 additional hours for administrative staff, inclusive support for students with disabilities, and enhanced physical activities in schools. Sono risorse messe a disposizione del personale ATA, del personale di sostegno per i DSA, i BES, per i bambini con disabilità, sono risorse che vengono messe a disposizione per progetti legati all'incremento dell'attività sportiva e a supporto ovviamente di tutti i percorsi connessi all'ampliamento dell'offerta formativa. Il dato importante è che è unica regione in Italia assieme alla regione Sardegna, le ore che vengono svolte con risorse regionali sono riconosciute per l'anzianità del personale scolastico. Assolutamente positivo, perché la regione in questo modo centra esigenze che l'ordinamento scolastico non aveva previsto, che sono quelle dell'offerta formativa sullo sport, sulle lingue straniere. Noi siamo una regione di confine, quindi ecco, è molto utile e opportuno lo studio del tedesco, che non è curricolare, per esempio, nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ecco, e quindi devo dire veramente, sono tutti interventi molto utili.